Ancora! Basta ragazzi! Fermo! Guarda la porta! Fermo! Una violenza difficile da contenere, le sedie lanciate prima contro la porta, poi contro il barista che viene anche insultato. Notte di follia a Vigonza, al bar Movenpick, uno dei locali della Movida. Protagonisti un gruppetto di minorenni arrivati nel locale intorno alle 23. 3 ragazzi, 2 ragazze vogliono ordinare degli alcolici, ma i baristi gentilmente dicono no, non è possibile per legge servire alcolici ai minorenni. A quel punto si scatena l'ira del gruppetto che forse era già alterato dall'alcol. Nel video girato da un avventore si sentono le urla dello staff del bar. Fermo! Dai, basta! Basta ragazzi, basta! Ci siamo rinchiusi dentro per difenderci, ma non per attaccare, e loro si sono sentiti padroni di fare quello che avete visto, che ormai girano dei video che non si possono commentare, che non voglio commentare. I 3 ragazzi cominciano a lanciare le sedie, il vetro della porta si crepa, poi viene colpito un barista che inizia a sanguinare. Le 2 ragazzine del gruppo cercano di calmare gli amici, ma sembra tutto inutile fino a quando non si sentono arrivare le sirene delle auto dei carabinieri. A quel punto la banda di violenti si dilegua. Il bilancio finale di 2 baristi feriti, uno ha un taglio alla testa, l'altro una spalla lussata. Il neosindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha scritto al prefetto: i carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere del bar, sembra che i 3 ragazzi siano già stati identificati e ascoltati in caserma. Non voglio commentare l'operato dei genitori, lo faranno da soli, spero che li prendano e gli spiega che la vita non è fatta di andare in giro a rompere a persone indifese, perché io ho spiegato a chi lavora con me che non dobbiamo alzare le mani, ma dobbiamo solo avere una via, quella di parlare, di dire non posso, aspetta qualche mese, poi lo potrai fare e basta.